Buonasera a tutti, buonasera amiche e amici sportivi del Veneto, ben trovati questa sera per una diretta dedicata alla Giornata Nazionale dello Sport. Oggi 6 giugno, un evento ormai che si ripete dal 2003, se non vado errato, da quando fu decisa questa giornata dedicata a tutto lo sport nazionale. Quest'anno un significato ovviamente più marcato, quello che è un segnale proprio di ripartenza, voglio ripartire specialmente per lo sport di base, ma dopo saranno gli ospiti a parlarne più approfonditamente e vado a presentarveli qui proprio partendo dal mio fianco, Dino Ponchio, presidente CONI regionale Veneto. Buonasera Dino. Buonasera a tutti, grazie. E poi Ruggero Vinnai, presidente del CIP Veneto. Buonasera Ruggero. Buonasera a tutti. Allora, io ho fatto una brevissima introduzione. Io vorrei subito chiedere a Dino, visto che la Giornata Nazionale dello Sport segue delle direttive del CONI nazionale, chiedo scusa, raccontami un attimino come si svolge e come si promuove questa giornata. La Giornata Nazionale dello Sport non è un'iniziativa del CONI, ma è un'iniziativa dello Stato italiano. C'è stata una circolare delibera legge che l'ha istituita e riconosciuta dal Ministero dello Sport, concordata con il CONI, ha il significato di dedicare un giorno a riflettere sul valore e i valori della pratica sportiva a tutti i livelli. Gli altri anni, gli anni normali, non questi di sofferenza, gli ultimi due, coincideva con una serie infinita, mi viene da dire, di iniziative, manifestazioni, feste, attività nelle piazze, nei luoghi sacri dedicati allo sport, stadi, palestre, piscine, impianti sportivi in pratica, ma soprattutto sul tessuto vero delle città, in città con varie iniziative che andavano in qualche modo a dare spazio a tutti gli attori dello sport, dai giovanissimi alla terza età, dalle federazioni agli enti di promozione, ma anche alle benemerite, alle associazioni benemerite, a tutto come si può dire, i 360 gradi della pratica sportiva. Proprio una giornata dedicata ai valori dello sport. Io effettivamente, Dino, ho errato prima, nel senso, ho detto che era organizzata, ma volevo dire che appunto è stata istituita dal Presidente del Consiglio dei Ministri appunto il 27 novembre 2003 e poi però tutte le iniziative promosse per la ricorrenza sono realizzate sotto la direzione del CONI, ecco, questo volevo dire. Quindi era assolutamente sì, assolutamente sì, nel senso che è un momento anche di chiamata a raccolta, è sempre stato un momento di chiamata a raccolta delle forze migliori dello sport, cioè tutte, perché tutti i livelli di sport, da quello di base a quello agonistico, a quello del volontariato, a quello del professionismo, a quello educativo, a quello dei risultati, ognuno di questi segmenti dello sport ha dei valori intrinseci e la sommatoria di questi fa la forza dello sport. Esatto. Beh, il fatto, poi a me fa sempre un po' specie, perché io parlo sempre di sport, a me un po' parlare di sport dei normodotati, sport paralimpico a me dà un po' così, perché comunque per me è sport a 360, ovvio che ci sono delle dinamiche diverse e questa è l'unica differenza tra sport paralimpico e quello per normodotati. La presenza di Ruggero Vinnai, presidente del CIP Veneto, sta appunto a rappresentare che siamo tutti fondamentalmente coinvolti per la promozione e la diffusione della pratica sportiva. Ruggero. Certo, per questo devo ringraziare e complimentarmi con il nuovo presidente Dino Ponchio, che ha voluto coinvolgere anche il CIP, che però credo che sia solo il Veneto che quest'anno almeno abbia festeggiato la festa nazionale dello sport. Una giornata importante, però ahimè
anche i media non è che hanno dato tanta visibilità, tanta importanza alla cosa. Tanto è vero che io ho chiamato il mio presidente Luca Pancalli e le ho detto: guarda che il CONI regionale di Noponchio mi ha chiesto di collaborare, di partecipare alla festa nazionale dello sport. Come mai? Ho detto: dal CIP nazionale non abbiamo avuto lo stesso indicazione e invito a fare questa festa. E ha detto: ma sai che è vero, mi devo anche informare. Ha detto: ma quando è nato, noi fino a 5-6 anni fa facevamo in varie regioni la festa dello sport paralimpico, ma però poi non si è più fatto queste feste, quindi è andata un po' a morire. Quindi il mio intervento è per complimentarmi intanto con il CONI e soprattutto con Dino Ponchio, che ha voluto realizzare, ecco, questa giornata in qualche maniera, questa dello sport, perché credo che sia davvero una giornata importante. Dovremmo batterci ancora di più, perché i media dovrebbero dare più informazione e dare più risalto allo sport in generale, olimpico e paralimpico. Assolutamente sì. Allora, abbiamo fatto questa piccola presentazione. Dicevo, questa sera tanti ospiti, di fatto in presenza siamo in 3, o meglio, voi siete gli ospiti, io sono il trade union. Gli ospiti però sono veramente tanti e tutti ovviamente hanno lasciato il loro messaggio, il loro saluto. Quest'anno più che mai la Festa Nazionale dello Sport rappresenta anche un momento appunto di saluto e di in bocca al lupo agli azzurri che si prestano ad andare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dino, è un evento ovviamente, neanche dirlo, sono le Olimpiadi, il top del top per quanto riguarda lo sport. Sì, mi viene da dire una battuta che ho coniato qualche forse decennio fa, quando mi invitarono a parlare a Bressanone di Olimpiadi e mi dicevano cosa sono, come si vivono le Olimpiadi. Le Olimpiadi, lì coniai questo modo di dire che è stato poi mutuato da molti, compreso dal mio amico Franco Bragagna. Le Olimpiadi sono un'altra cosa. Ci sono i campionati italiani che sono importanti, specie quando si comincia l'attività e si arriva agli italiani. Ci sono la prima nazionale che è importante, i campionati europei che sono un top, poi si arriva addirittura ai mondiali che sono la somma di ogni sport. Le Olimpiadi, un'altra cosa, perché le Olimpiadi, guarda caso, sono le occasioni in cui ci sono le super prestazioni, le prestazioni inaudite, le prestazioni inaspettate e dove possono spesso vincere anche gli outsider. Se parliamo di sport misurabili, uno a caso, non so perché mi viene l'atletica, in cui si misura con metro e cronometro, quasi sempre si sa più o meno chi vince, o la rosa dei vincitori è in 2-3. Alle Olimpiadi salta fuori che quello che dovrebbe arrivare sesto, settimo, ottavo, magari fa il super risultato. Mi viene sempre da dire, Bob Beamon nel 68 a Città del Messico non era favorito nel salto in lungo e fece il record del mondo di 90 centimetri. Quindi una cosa abnorme. Ecco, le Olimpiadi per questo sono un'altra cosa. E la nostra squadra si sta attrezzando a partire. Piccola nota personale, io ho partecipato a 5 Olimpiadi, che non sono così poche. Si dirà, grande atleta, no, pessimo atleta, però proprio perché da giovane capii che non potevo mai da atleta non avrei mai potuto arrivare alle Olimpiadi, cominciai a fare l'allenatore già a 21 anni e da quel ruolo ne ho vissute abbastanza e devo dire che effettivamente le Olimpiadi sono quell'altra cosa che solo vivendo si riesce. Gli atleti fanno fatica ogni volta che chiedi a un atleta che è stato alle Olimpiadi o addirittura ha fatto medaglia alle Olimpiadi, dice che è una cosa straordinaria, perché sono straordinarie. E quindi noi questo appuntamento straordinario lo stiamo preparando, tutte le federazioni, il CONI che coordina e ha la responsabilità della spedizione, stanno facendo tutti al meglio per fare bella figura anche questa volta. Dino, mi permetti di fare una postilla? Se le Olimpiadi sono una cosa eccezionale,
posso dire che le Paralimpiadi sono una cosa eccezionale al quadrato. Ruggero, esagero se dico così, ma senza fare piangerie, senza fare vittimismo. Assolutamente. Ovviamente le Paralimpiadi sono molto più giovani delle Olimpiadi, però stanno avendo davvero un grande risalto nella cittadinanza, perché dietro ai risultati molto difficili da ottenere per via della disabilità, poi dietro questi atleti ci sono delle storie, quindi la gente, ecco, si appassiona. Insomma, negli ultimi anni davvero c'è stato un salto culturale davvero importante e speriamo che continui così. A Rio i nostri atleti veneti erano 11 a Rio e hanno portato a casa 11 medaglie. Io penso che anche a Tokyo arriveremo a questi numeri, almeno me lo auguro, di non regredire, ma sicuramente sono tutti i presupposti per far bene, per confermarsi. Sì. Allora, abbiamo parlato di atleti, io a questo punto manderei il primo blocco di saluti di atleti, e qui abbiamo atleti totali, quindi normo, para, c'è tutto. Quindi il primo blocco l'ho suddiviso per provincia, perché ovviamente sono stati inviati, e qui ringraziamo pubblicamente tutti i delegati del CONI provinciali che ci hanno aiutato a reperire questi video saluti, e io manderei appunto il primo blocco e poi li commentiamo insieme. Ciao a tutti amici e colleghi sportivi, sono Cristian Ghedina e oggi 6 giugno è la giornata nazionale dello sport. Visto che c'è stata una pandemia che ha fatto sì che palestre, centri sportivi chiudessero e non ci facessero praticare sport, io colgo l'occasione per dire a tutti di praticare sport, sperando che riapra tutto al più presto per fare una vita normale come prima, che tutti quanti facciano dello sport, soprattutto i giovani, perché lo sport è scuola di vita, insegna la disciplina, le regole, rispetto dell'avversario, rispetto degli orari, che sono tutte nozioni queste che ti si ripresentano poi anche nella vita di tutti i giorni, sia sportiva, sia lavorativa che dello studio. Quindi fate sport. Colgo anche l'occasione per augurare alla nostra nazionale italiana che andrà a Tokyo un grosso in bocca al lupo e salutarvi tutti e ci vediamo poi magari anche sulle piste. Ciao a tutti e praticate sport, che è fondamentale per voi stessi. Ciao! Ciao a tutti, sono Matteo Ferro, giocatore e capitano della Rugby Rovigo Delta. Il 6 giugno è la giornata nazionale dello sport. Lo sport è molto importante, soprattutto dai giovani, perché oltre a far bene al corpo è una palestra di vita. Lo sport insegna, lo sport aiuta a star bene, ti fa conoscere tante persone e ti aiuta a affrontare la vita con una mentalità positiva. Quindi invito tutti chi non lo fa a praticare sport, sia individuale che collettivo, perché fa bene. Io ho iniziato presto, ma sono molto contento di aver preso questa strada e di averne fatto poi un lavoro. Un saluto ancora a tutti e viva lo sport. Ciao a tutti, sono Stefania Gobbi, atleta della squadra olimpica di canottaggio, che questo weekend sarà impegnata all'ultima prova di Coppa del Mondo che si terrà in Italia, a Sabaudia. Questo è l'ultimo step prima dell'Olimpiade, che è il più grande sogno per ogni atleta e speriamo anche noi di poterlo raggiungere. Ma per arrivare fino a qui l'importante è far ripartire lo sport di base, perché se non si parte da piccoli, da giovani, dall'inizio non si può sognare in grande, e sognare in grande ti può far sognare i 5 cerchi, ma prima di tutto può farti divertire, scoprire nuove amicizie, nuovi compagni, e soprattutto dopo questo Covid sappiamo quanto sia importante lo sport e divertirsi insieme agli altri compagni, quindi buon divertimento. Ciao a tutti, io sono Ilaria Di Ruzza, atleta dei Black Lions Venezia. Io sono Ioni Gnea e sono il capitano dei Black Lions Venezia e della nazionale italiana di Power Chair Hockey, cioè l'hockey in carrozzina. Oggi, 6 giugno, per la giornata dello sport, vorremmo augurare a tutti, persone con e senza disabilità,
di poter ricominciare a praticare sport per chi fosse fermo, ma soprattutto a coloro che non praticassero ancora sport di poter iniziare a farlo. Perché lo sport è veicolo di inclusione, lo sport ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi, lo sport ci aiuta nel rispetto dell'altro, insomma lo sport è vita. Vorremmo cogliere l'occasione per fare un grosso in bocca al lupo alla nazionale italiana che parteciperà alle Olimpiadi a Tokyo. Forza Azzurri! Ciao a tutti, qui Giacomo Fantoni dalla BMX Olimpica Arena di Verona. Oggi giornata nazionale dello sport, festeggiamola e godiamocela sperando che si possa tornare alla normalità al più presto, perché lo sport ci serve, ci è sempre servito e sempre ci servirà, soprattutto ai bambini. Speriamo che questa attività di base torni a funzionare al più presto, perché loro soprattutto ne hanno tanto bisogno e per crescere soprattutto. E niente, qua tutto procede, stiamo preparando il grande evento, Giochi di Tokyo, che quest'anno siamo riusciti a raggiungere, grande obiettivo, finalmente dopo tanti sacrifici, quindi avanti con lo sport, avanti con i giochi. Ciao a tutti e alla prossima. Kusinic Marco, a causa di un incidente stradale nel marzo 2004 sono diventato paraplegico. Nel 2009 mi sono iscritto per poter partecipare allo sport del tiro a segno con pistola, di cui ho fatto parte della nazionale partecipando a qualche mondiale, europei, Coppa del Mondo, e ho partecipato anche a Londra alle Paralimpiadi di Londra 2012. Adesso sparo per il tiro a segno di Vicenza, di cui faccio parte della squadra agonistica, e niente, cosa dire, praticare qualsiasi sport è una cosa bellissima, perché tutte le emozioni, le paure, i sacrifici, le gioie, i divertimenti, le tristezze, credo non ci sia nulla che ti possa dare al di fuori dello sport. Ci possono essere le vittorie, ci possono essere le perdite, però comunque le emozioni non te le toglie nessuno. Anche a distanza di anni io ancora provo paure quando vado in linea, terrore, gioia quando sparo bene, divertimento quando parlo con gli amici e tutto quanto. Praticare oggi è la giornata dello sport. Invito tutti almeno a provare e poi decidete voi cosa fare, insomma. Beh, quest'ultimo video, la conclusione secondo me è perfetta. Proviamolo, facciamolo provare, provate lo sport, poi se vi piace continuate, se no trovate qualche altra cosa da fare. Ecco, il messaggio che vogliamo lanciare oggi, Dino, è quella di praticare sport e di ritornare a praticare sport, perché il problema del Covid ci ha veramente tagliato le gambe, soprattutto a livello di base. Proprio così. Io oggi sono reduce da una interessante riapertura dell'atletica agonistica, il meeting di Vittorio Veneto, che è ben riuscito, ben organizzato da ATL Etica, che già la dice lunga un po' anche sull'impostazione culturale della società. È andato bene, siamo in fase di riapertura. Se qualcuno ricorda, nelle mie linee programmatiche prima dell'assemblea che mi ha eletto rappresentante dello sport veneto, avevo titolato queste paginette puntini puntini a rivedere le stelle, come a dire speriamo di uscire dal tunnel, e finalmente questo tunnel lo vediamo verso la fine e speriamo di rivedere le stelle, quindi tornare alla normalità o quasi alla normalità. Perché? Perché i 2 anni, perché sono 2 stagioni, c'è poco da fare, di restrizioni, di crisi, di pandemia sono insopportabili. Il primo anno lo sport in generale, quello veneto in particolare, è riuscito a passarlo tirando la cinghia. I dirigenti, i presidenti, gli atleti, gli allenatori, gli accompagnatori, mettendo anche del proprio,
e si è riusciti ad arrivare al secondo anno, ma questo secondo anno di pandemia, se non ci aiuta chi può e tra virgolette deve, invece che il 5-8% di moria di società e perdita di praticante, rischiamo di aggiungere uno zero a quel 5%, perché rischiano di morire le società di base, quelle a cui hanno fatto riferimento quasi tutti i grandissimi campioni che abbiamo sentito, perché loro sono la testimonianza che non si può dividere lo sport in base e vertice, non si può, come qualcuno ha voluto con questa, senza etichette, non voglio dare qualificazione, questa riforma legislativa dello sport che divide lo sport. Lo sport è indivisibile, è un unicum, è una catena cinetica, è una base e vertice collegati. Mettere una riga a metà e dividere lo sport di base e quello agonistico di vertice è sbagliato. È così sbagliato che nella pratica non succede, perché quando i genitori, e speriamo che si ritorni a questa normalità, portano i bambini in palestra, in impianto, nella piscina, in un impianto per fare attività sportiva, non si chiedono se vanno da una parte o dall'altra, li portano con fiducia nelle società che conoscono, li affidano con fiducia a dirigenti e soprattutto a istruttori preparati, che il CONI con la scuola dello sport cerca di farlo e anche le federazioni costantemente, li affida con fiducia perché entrino in un mondo, il mondo dello sport. Poi chi vuole, chi avrà doti, chi avrà possibilità, farà le gare, farà le Olimpiadi, diventerà campione, ma sicuramente diventerà, chiunque entra in questo mondo, un campione nella vita, ed è questo il vero obiettivo e la ragione per cui non si può e non si deve dividere lo sport. Quindi questa pandemia a cui siamo verso la fine, si auspica tutti, deve spingere come si può dire, gli enti pubblici locali, territoriali, gli imprenditoria privata, le istituzioni, comuni, province, soprattutto regione, e per noi Regione Veneto, a mettersi una mano sul cuore e dare un aiuto allo sport di base in particolare. Noi per questo abbiamo fatto, con l'aiuto insieme anche su questo con Cip e con Ruggero, abbiamo fatto i presidi nelle quant'è? Circa un mese fa ormai, nelle principali piazze del Veneto, proprio, e che hanno avuto grande riscontro anche mediatico, e in questa occasione ringrazio i media, e se vogliamo un risultato l'abbiamo avuto. Io non posso sottacere che non so se sia stato per i presidi, non so se sia stato per la mia lettera accorata che ho scritto al presidente governatore Zaia e all'assessore Lanzarin, ma è una novità e questo credo sia il momento per dirlo ufficialmente. Faremo anche un comunicato magari domani e credo che addirittura anche Ruggero non lo sappia ancora. La Regione Veneto si è messo questa mano sul cuore e mi ha scritto esattamente martedì pomeriggio l'assessore alla sanità Lanzarin, la signora assessore alla sanità Lanzarin, dando conferma che ci forniranno al mondo dello sport veneto attraverso il CONI i tamponi rapidi necessari per rispettare i protocolli di PCM per le gare. Saranno assegnati, credo, al CONI, che li assegnerà agli organizzatori in relazione al volume, dimensione e al livello delle manifestazioni agonistiche, ma è un segnale importante della regione, molto importante, lo ritengo molto significativo. Quindi diciamo che una speranza, e anche più di una speranza, che si ritorni piano piano con l'aiuto di tutti a una visione meno pessimistica di quella che abbiamo avuto finora, ce l'ho vera. Bene, io manderei il secondo blocco di saluti degli sportivi e poi riprendiamo il discorso. Poi c'è un paio di domandine anche che stanno arrivando da chi ci segue da casa. Ecco il secondo blocco di saluti. Buongiorno a tutti. Finalmente le nostre piazze tornano a animarsi attraverso lo sport. In questa giornata gioiosa dove genitori, bambini possono toccare con mano i veri valori dello sport.
e dopo un anno, ecco, passato assieme a questa pandemia che non è stato facile per nessuno, credo, ecco, che questa giornata possa essere di speranza, di ripartenza, ma soprattutto, ecco, ritrovare una piccola normalità. Pensando poi che la nostra provincia nel 2026 organizzerà le Olimpiadi e le Paralimpiadi, ecco, credo che investire di più nello sport per far toccare con mano, ecco, ai nostri giovani i veri valori, quindi lo stare assieme, il divertimento, la crescita culturale, l'educazione che ne può arrivare attraverso lo sport, ecco, allora abbiamo investito bene il nostro tempo. Quindi mi auguro che veramente che da questi grandissimi eventi possa, ecco, nascere veramente una provincia più sportiva. E quindi, ragazzi, viva lo sport e buona giornata a tutti. Ciao, sono Rossano Galtarossa, ex atleta olimpionico e ora membro di Giunta CONI Veneto. Da parte mia un saluto, perché finalmente è arrivata anche quest'anno, dopo mesi così funestati, la giornata nazionale dello sport, e quindi un grosso in bocca al lupo, perché io sono convinto che tutti noi, a partire dai più piccoli, dobbiamo praticare lo sport. Fa bene a tutti, per il corpo ma soprattutto per la mente, quindi che sia una bella giornata nazionale dello sport. Ciao! Ciao a tutti, sono Matteo Sperandio, centrale del Delta Volley Portoviro, e volevo augurare a tutti una buona giornata nazionale dello sport, a nome mio e a nome ovviamente di tutta la società e di tutti i miei compagni di squadra, e poi soprattutto volevo fare un in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani che saranno, speriamo, quest'estate impegnati nelle Olimpiadi di Tokyo. In bocca al lupo a tutti e buona giornata. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. In occasione della giornata nazionale dello sport che si svolgerà il 6 giugno, sono felice di condividere con voi i valori dello sport, il miglior strumento educativo per la crescita di tutti. Rispetto, disciplina, seguire delle regole. Sono qualcosa di valore assoluto, sono qualcosa di estremamente nobile che ci mette nella condizione di migliorarci. Arriviamo indubbiamente da un momento un po' particolare, ma lo sport è sempre vivo, lo sport è sempre presente, lo sport si riesce a praticare anche se in questa situazione siamo stati messi a dura prova, anche semplicemente dalle nostre case, dalle nostre abitazioni. Nonostante tutto, nonostante le circostanze, la forza dello sport è questa, è l'unione, è il senso di gratitudine per avere sempre una concreta possibilità, una grande opportunità di metterci in gioco e di migliorarci. Siamo cresciuti tantissimo in questo ultimo anno e mezzo e lo sport, nonostante tutto, è qui per dire che noi siamo forti e insieme vinceremo. Siamo a ridosso di un momento estremamente importante per tutto lo sport, le Olimpiadi di Tokyo, e noi siamo vicini indubbiamente a tutti gli atleti che si stanno preparando e daranno lustro alla nostra nazione, alla nostra Italia. Ripartiamo con lo sport dal nostro territorio al sogno olimpico. Ciao a tutti, sono Andrea De Nicolao, playmaker della Real Venezia. Oggi 6 giugno è la giornata nazionale dello sport. Ci tenevo a mandare un messaggio a tutti i giovani d'oggi di praticare sport, perché lo sport è veicolo di emozioni, è veicolo di condivisione, di aggregazione, è salute, è un modo bello per stare insieme e è veramente importante, è vita. Credo che lo sport sia una delle cose più belle della mia vita. Colgo poi l'occasione di fare un grosso in bocca al lupo a tutti gli atleti che rappresenteranno l'Italia a Tokyo alle Olimpiadi. Ciao, sono Stefano Raimondi, atleta della nazionale italiana di nuoto paralimpico. Sono recentemente tornato dai campionati europei di Funchal, in cui ho vinto 9 medaglie, 2 d'oro e 7 d'argento, e ho siglato un record del mondo in staffetta e 2 record italiani. Per me lo sport è sempre stato fondamentale, sia prima che dopo l'incidente. Domenica 6 giugno è la giornata nazionale dello sport e la mia testimonianza vuole essere di stimolo per tutti gli atleti, i giovani e le società sportive a riprendere con entusiasmo, passione e voglia di migliorare. Prendiamo in mano lo sport. Ciao a tutti, sono Gabriella Dorio. Il mio vuole essere un messaggio di speranza e di ripartenza. È la giornata mondiale dello sport e quindi impegniamoci tutti affinché lo sport diventi una cosa prioritaria nella nostra vita, perché star bene con noi stessi e con gli altri è importantissimo. Sappiamo quanto è importante fare sport, quanto è importante muoversi, soprattutto per i giovani, per i ragazzi, i bambini, ma anche per noi, perché star bene con noi stessi, quindi fisicamente e soprattutto mentalmente, è importante per avere una vita serena.
e quindi mi auguro che questo messaggio sia capito da tutti e si faccia in modo che lo sport diventi una cosa prioritaria nella vita di ognuno di noi. Quindi buon sport a tutti e ciao, alla prossima. Insomma, un parterre importante di campioni del presente, del passato recente, tutti che hanno questo messaggio molto chiaro: lo sport è vita, lo sport è salute, lo sport è gioia. Ruggero, come possiamo far ritornare i nostri ragazzi a praticare sport? Perché uno dei grossi problemi, l'aveva accennato prima il presidente Ponchio, è che adesso i ragazzi rischiano di non tornare più a fare sport perché hanno perso l'abitudine, perché non hanno più lo stimolo. Noi come, mi ci metto dentro anch'io come comunicazione, ma noi come gruppo sportivo come possiamo stimolarli a ritornare in palestra o in campo? Certo, la pandemia ci ha penalizzato tantissimo lo sport ed è proprio in questo momento che abbiamo bisogno di aiuti, ma di aiuti non solo economici, aiuti a 360 gradi, perché la ripartenza è davvero difficile e dobbiamo recuperare anche quelle persone che per vari motivi si sono allontanate. Gli atleti di alto livello hanno continuato a allenarsi, però la base, che è quella che ci teniamo di più, che è la più numerosa, non ha potuto muoversi di casa e quindi davvero dobbiamo impegnarci come lo stiamo facendo. Noi, se il CONI, fra le tante cose che fa, ecco, è anche quella di tirare via i ragazzi e i giovani dalle strade, noi abbiamo il compito anche di tirarli fuori da casa, perché alcuni, anzi troppi, persone con disabilità non si avvicinano allo sport, sono chiusi in casa. E allora abbiamo deciso, proprio a fine mese, abbiamo stampato 10.000 poster che li metteremo in tutti gli enti pubblici del Veneto, proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica, per portare questo messaggio alle persone con disabilità, alle loro famiglie, di avvicinarsi allo sport. E ovviamente noi facciamo la nostra parte, ma chiediamo, e sono i media che possono fare molto, devono seguire lo sport, devono dare più spazio allo sport, perché per farlo ripartire questo è un momento importante. Devono dare più spazio allo sport, mi permetto di dire lo sport, quello che tutti definiscono minore, che invece poi assolutamente non è minore, quello sport di nicchia, quello sport di base che viene troppo spesso purtroppo dimenticato. Dino, si parla adesso ovviamente di Olimpiadi, si parla di europei di calcio, però noi dobbiamo ricordarci dei bambini e degli amatori, anche io ci metto dentro anche gli amatori, quelli che vanno a fare la corsetta la domenica mattina per star bene. Noi dobbiamo pensare a quella fascia di sport. Dobbiamo pensare in particolare alla fascia di base dello sport, questa è la nostra competenza. Poi quello di vertice, c'è già una, come si può dire, gerarchizzazione dell'organizzazione sportiva. Le società, le federazioni a livello regionale, nazionale, hanno tutta una loro sequenza di attività che consentono di portare i risultati al massimo vertice. Noi che rappresentiamo il territorio, rappresentiamo la base, abbiamo il compito non di far vincere le Olimpiadi, ma creare agli atleti, ma di creare i presupposti perché poi i praticanti evolvano fino a quel livello. Quindi la pratica di base diventa essenziale e, come dicevi anche tu Alberto, il rischio della pandemia non è solo quello della moria della pratica, ma anche della perdita di voglia. I ragazzi si sono in qualche modo assestati sulla DAD, la didattica a distanza, sullo stare a casa, lo diceva, vale per tutti Ruggero, quello bisogna che li riportiamo fuori da casa, li riportiamo ad avere il gusto della socializzazione, del rapporto con gli altri e del crescere insieme, e questo è uno dei nostri compiti. Qualcuno mi si dice, e in questo senso stanno partendo uno dei progetti del CONI, sono gli EduCamp, che sono i campi estivi. EduCamp del CONI, che molte società, molte federazioni, molte realtà fanno
i centri estivi. I centri estivi targati CONI si chiamano EduCamp perché devono rispondere a dei criteri di qualità e di livello di organizzazione e di competenze altissimo, e chi avrà l'etichetta, le società che avranno l'etichetta EduCamp CONI ai loro centri estivi, tutti sono bravissimi, ma diciamo che quelli sono anche controllati e verificati e certificati dal CONI, proprio per aiutare la ripresa dell'abitudine anche di andare in campo. Questo dobbiamo creare sicuramente. Poi mi si chiede, mi si dice a volte provocatoriamente anche a livello giornalistico, ma adesso il CONI con questa riforma cosa fa? Cosa ha da fare? Ha molto da fare. Ha molto da fare e lo stiamo dimostrando, perché noi abbiamo messo la fantasia al potere insieme agli amici della giunta e ai delegati, che ringrazio perché sono motivatissimi. Abbiamo inventato delle cose, non solo i presidi, ma che hanno già prodotto dei risultati sia mediatici. Io ho sentito il grido di dolore di Ruggero che dice i media devono darci più spazio. Ecco, sì, devono darci più spazio, noi dobbiamo essere bravi a meritarcelo facendo continue proposte stimolanti. E allora abbiamo fatto questa dei flash mob dei presidi, adesso lanciamo gli EduCamp, prossimamente lanceremo chiamiamoli così, i servizi per le società, gli sportelli dedicati a tutti i problemi delle società, ma anche dei praticanti. Ecco, noi che abbiamo l'onore e l'onere, CIP per la parte paralimpica, CONI per l'altra parte, per tutta l'altra parte, di coordinare le iniziative sul territorio, abbiamo il diritto dovere di stare sul campo, mettere la fantasia al potere e stimolare la pratica sportiva. Questo è l'obiettivo, e sono sicuro che con l'aiuto di tutti, degli amici che sono con me in giunta, dei fiduciari, dei delegati, dei fiduciari che abbiamo appena nominato, ma e soprattutto della struttura delle società sportive, tutte quelle di base in particolare, riusciremo a rimettere in moto la macchina. Assolutamente sì. Terzo blocco di saluti e poi riprendiamo questa interessantissima discussione. Ciao a tutti, sono Francesco Bettella, sono nuotatore paralimpico e nella mia carriera ho vinto anche qualcosa di importante, ho vinto 2 medaglie d'argento alle Paralimpiadi di Rio e sono molto contento di avere l'opportunità di festeggiare questa giornata nazionale dello sport, perché per me lo sport è stato molto importante nella mia vita e ormai ne fa parte da un bel po' di anni, quindi è sicuramente una parte fondamentale di quello che è la mia vita, e poi perché mi ha regalato la possibilità di provare emozioni assolutamente straordinarie e salire sul podio olimpico. Penso che sia il massimo che un atleta può aspirare, e mi ha regalato sensazioni veramente incredibili che sono difficili da descrivere. E oltre a questo, insomma, oltre alle medaglie, che sono la cosa forse più concreta e tangibile, mi ha regalato anche molte altre cose, mi ha permesso di crescere come persona, come uomo, mi ha permesso di diventare la persona che sono, e mi ha insegnato anche molte cose per affrontare difficoltà o altri aspetti della mia vita, insomma, quelle che possono essere le difficoltà che ci si presenta. Quindi lo sport è sicuramente una cosa molto molto importante, e che consiglio sempre ai ragazzi che incontro di portare avanti con passione, appunto, perché sono molte le cose che regala. E niente, un saluto a tutti. Ciao a tutti, mi chiamo Nadia Bala e sono un'atleta di sitting volley e ambasciatrice nazionale per questa disciplina. La giornata internazionale dello sport è un momento per ricordare a tutti noi l'importanza dello sport olimpico e paralimpico.
In bocca al lupo a tutti quegli atleti che in questo momento si stanno preparando per delle gare importanti, ma soprattutto a quelli che si stanno preparando per Tokyo. Ciao a tutti. Buongiorno a tutti, sono Roberto Di Donna. Volevo fare un saluto per la giornata nazionale dello sport. Finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel, pare che il periodo peggiore sia quasi per essere messo definitivamente alle spalle. Inizieremo tutti l'attività sportiva con grande gioia, con grande entusiasmo, nonostante le difficoltà di queste chiusure hanno creato soprattutto per lo sport di base anche a livello economico, ma dobbiamo guardare avanti e iniziare a vedere il futuro. Speriamo possa essere radioso per tutti. Lo sport chiaramente riveste un ruolo fondamentale, sia che sia puramente ludico, agonistico. Finalmente si potrà stare all'aria aperta, si potrà giocare, si potrà stare con i nostri amici in salute, in gioia, perché lo sport è vita, lo sport è salute, lo sport è benessere, lo sport è veramente tutto. Oltretutto questo è un periodo dove i grandi appuntamenti sportivi sono oramai alle porte, soprattutto per chi come noi è amante dei Giochi Olimpici. Sarà un'edizione forse un po' sottotono, visto che non ci sarà il pubblico straniero, però in ogni caso è un modo per ripartire alla grande, per far vedere questo appuntamento straordinario, planetario, dove tutte le culture, le diversità di vedute, di religione, di tutto comunque vengono accomunate sotto un'unica bandiera, che è la bandiera dello sport, e questo è sicuramente uno degli aspetti più straordinari che rivestono le Olimpiadi. Dunque io voglio fare anche un augurio a tutti i ragazzi che andranno a rappresentarci ai Giochi Olimpici. Io ci andrò come tecnico, dunque vedrò i protagonisti, farò il tifo per loro e cercherò di aiutare i componenti della mia squadra di tiro a segno, appunto la squadra che seguo, e cercheremo di tornare a casa con dei risultati importanti. E colgo l'occasione per abbracciarvi tutti, e viva lo sport, e speriamo di poterci vedere presto in qualche campo di gioco. Un saluto a tutti, ciao. Allora, terzo blocco di saluti, anche qui campioni e sportivi, io direi uomini veramente importanti. Volevo leggere un paio di spunti. Allora, Giovanni Battocco ci scrive: lo sport deve ritornare ad essere divertimento e non risultato. Troppo sport parlato e poco agito, questa è la vera ripartenza. In effetti, se ci pensiamo bene, in questo periodo si è parlato tanto, ovviamente non potendo fare sport si è dovuto parlare, anche queste dirette, no? Online, per cercare di star vicini pur essendo lontani. Adesso è il momento di chiudere i computer, o almeno chiuderli il più possibile, e parlare poco, e di uscire in campo, di uscire a correre, di uscire a giocare e soprattutto tornare a divertirci. Ruggero, penso che sia condivisibile questo spunto. Certamente siamo davvero desiderosi di entrare in campo. Ecco, fra ieri e oggi, per esempio, per quanto riguarda il Paralimpico, ben 4 gare di alto livello. A Verona, campionati italiani giovanili di nuoto; a Jesolo, una gara nazionale di vela della classe 2.4; a Padova, un torneo di tennis internazionale; a Padova ancora campionato regionale di atletica, allora campionato regionale di atletica leggera. Quindi ecco, siamo davvero tutti carichi, vogliamo recuperare. Per fortuna è rimasta questa volontà, questa voglia di fare, è per questo che dobbiamo spingere e aiutare lo sport. Chiediamo davvero il contributo di tutti, anche morale, proprio per riprendere l'attività, perché, come è stato detto dai nostri testimoni, dai nostri campioni, quanto importante sia praticare lo sport. Dino, invece tu, questo spunto, appunto, dicevo, bisogna tornare a divertirsi e metterci al risultato. Ti vedevo scuotere un po' la testa. Ha una duplice lettura. Battocchio, che
credo anche di avere il piacere di conoscere personalmente, dice delle cose sacrosante. Sport equivale a divertimento, ma non è detto che facendo le gare non ci si possa anche divertire. L'importante è non esasperare. L'agonismo non è un peccato, l'agonismo è una faccia dello sport. L'agonismo non deve essere né spinto né come si può dire sopravvalutato, deve essere uno sbocco per libera scelta. Quindi gli aspetti dello sport, lo sport è un puzzle, è formato da tante tessere e non è che una sia la migliore e l'altra sia la peggiore, sono tutte tessere che hanno dignità e tutte insieme fanno lo sport. E quindi lo sport educativo, lo sport formativo, lo sport per la salute, lo sport preventivo, lo sport di base, lo sport che forma uomini e donne perché siano cittadini migliori, come dicevo negli anni 70 da giovane insegnante di educazione fisica, è una delle tessere. Non mi va bene quando si demonizza l'agonismo. L'agonismo non va demonizzato, va disciplinato, e quindi l'agonismo esasperato è un grave errore. L'agonismo fatto come punto di arrivo di un percorso e per libera scelta non va demonizzato. Quindi questa è la mia, e quindi va benissimo divertirsi. Io ho visto atleti alle Olimpiadi che si divertivano, poi ci sono anche le gare e tutto sommato faccio la provocazione, forse è più bello vincerle che non vincerle, ma se la vita è puntata sul vincere è sbagliato. Se nelle occasioni, nelle possibilità c'è anche quella di vincere, non è sbagliato. Anche perché penso che tutto sommato nessuno vada in campo per perdere, no? Tutti vanno in campo per vincere. E quindi tutti i giorni noi pensiamo per vincere le nostre giornate, per fare il meglio, quindi penso sia assolutamente condivisibile, no? E poi torna fuori l'educatore, l'insegnante che è in me. È compito degli istruttori, degli allenatori, degli insegnanti far percorrere la giusta via dell'approccio e della pratica sportiva. Esatto. E quindi non forzare in nessuna direzione. Concordo perfettamente con quanto dice Dino. Prova ne sia che molti giovani si avvicinano allo sport proprio grazie ai grandi campioni. Sì, certo. Come diceva Dino, e poi mandiamo l'ultimo blocco di saluti, probabilmente si parla di un puzzle. In questo momento la prima cosa da fare è di mettere un po' in ordine tutte le tessere di questo puzzle, perché questo Covid le ha veramente mosse, le ha scompigliate, e adesso dobbiamo rimettere tutte quante in ordine. Non sarà facile, ma ce la faremo sicuramente. Prima di mandare invece il video, allora mi fa piacere leggere il messaggio dell'assessore allo sport del Comune di Villafranca, ovviamente di Luca Zamperini, poi ecco, Manuela Biondani dava come spunto fare degli open day molto sportivi. Questo sarebbe sicuramente un passo per riportare i ragazzi in campo, fargli provare magari una disciplina che solamente avevano visto o sentito e magari riattivarli anche creandogli nuove motivazioni con nuove discipline. Questo potrebbe essere anche questo un nuovo obiettivo. Ora mando il quarto blocco di saluti. In questi saluti ci sono anche i saluti, appunto, scusate la ripetizione, dei delegati provinciali. Ciao a tutti, mi vedete, mi sentite e adesso mi vedete. Sono Dario Vetrato, il delegato Coni di Padova. Vi ho fatto vedere il volantino dell'ultima manifestazione Tutto Sport in Prato che abbiamo fatto nel 2019, concomitante con la Festa Nazionale dello Sport. Oggi, 6 giugno, sarebbe per noi del Comitato di Padova la 19ª edizione. Purtroppo l'anno scorso non è stata effettuata, sarebbe stata la maggiore età, ma diciamo che questa Festa dello Sport, che era iniziata 19 anni fa in Prato della Valle e che riuniva
tutte le società sportive, pensiamo ai grandi campioni che attualmente calcano il palcoscenici mondiali, tipo la Engonu, tipo De Nicolao, eccetera. Tantissimi sono passati a salutarci, a vederci, a visionarci in Prato della Valle durante questa festa. Quindi il mio augurio è personalmente che tutti voi ragazzi abbiate la possibilità sempre di giocare, divertirvi e fare dello sport. Finché si fa lo sport siamo sani. Ciao a tutti e buona festa dello sport a tutti. Buona giornata. Amici dello sport, sono Lucio Taschin e sono il delegato del CONI di Rovigo. Anch'io ovviamente mi unisco ai festeggiamenti, alle gioie di questa giornata nazionale dello sport del CONI, e devo dire che per me è veramente molto strano farlo alla telecamera al PC, in quanto da sempre noi del CONI siamo stati nelle piazze proprio durante la giornata nazionale dello sport. Rovigo è in festa, recentemente il 2 giugno ha vinto anche lo scudetto con il rugby, con la Rugby Rovigo, ma è in festa perché noi veramente siamo pronti per far partire, ripartire, accelerare lo sport, soprattutto tra i giovani. I dati ci dicono che i ragazzi stanno soffrendo veramente tanto, però siamo convinti che con le nostre forze, i nostri progetti, la nostra comunità possiamo veramente cominciare a fare un po' le cose in modo diverso, soprattutto ad essere presenti in tutti i momenti della vita delle persone. Grazie e buona giornata nazionale dello sport del CONI. Sono Mario Sanson, delegato provinciale CONI di Treviso. È proprio il caso di dirlo, bentornata giornata nazionale dello sport. Dopo lo stop forzato dell'anno scorso, non potevamo fermarci ancora, ne sentivamo la mancanza. Da oggi, 6 giugno, lo sport riparte alla grande. Quanti bambini, quanti ragazzi hanno cominciato ad abbracciare una disciplina sportiva partecipando a una GNS. Il giorno della promozione sportiva per eccellenza. In attesa di poter ritornare nelle piazze, prendiamo questa ricorrenza come l'inizio della ripartenza. Un caro saluto da parte di tutto lo sport trevigiano. Sono Massimo Zanotto, delegato provinciale CONI di Venezia. Voglio portare anche il mio saluto in questa giornata nazionale dello sport. Un anno terribile anche per il mondo dello sport, un anno che ci ha visto in difficoltà come società sportiva dal punto di vista organizzativo, tecnico, economico, ma proprio per le nostre caratteristiche dobbiamo dare un segnale di speranza, dobbiamo ripartire con forza, dobbiamo fare gruppo, dobbiamo creare comunità e quindi cercare di creare le premesse per dare ai nostri ragazzi, ai nostri atleti una possibilità di socialità e di ripartenza insieme. È sicuramente un segnale positivo, un orgoglio e un'emozione ci arriverà dagli atleti che parteciperanno a Tokyo, ai Giochi olimpici e paralimpici. Un grande in bocca al lupo a tutto il Team Italia. In questa giornata nazionale dello sport un pensiero, un augurio a tutta la spedizione azzurra che parteciperà alle prossime Paralimpiadi e Olimpiadi di Tokyo. In particolar modo un augurio speciale ai nostri atleti del Veneto e ad Elia Viviani, che sarà anche nostro portabandiera alla spedizione di Tokyo. A tutti un abbraccio virtuale ma sincero. Buona festa a tutti. Buongiorno. Oggi 6 giugno è la festa nazionale dello sport. Saluto come CONI di Vicenza tutte le discipline sportive coinvolte. Auspico che si ritorni a pieno regime dopo mesi di limitazione, perché lo sport è fondamentale per la crescita educativa, sociale e salutare dell'individuo. Buona festa dello sport a tutti. Dino, i delegati provinciali, l'hai detto anche i fiduciari, hanno un ruolo fondamentale sul territorio in questo momento, più di altri momenti. Assolutamente sì, hanno il compito di sentire il polso con una espressione che dà l'idea,
di accompagnare la ripresa, di fare da terminale, da sensore terminale di quelle che sono le esigenze, i problemi e le istanze dello sport di base in particolare, proprio per dare voce a chi spesso non ce l'ha, perché lo sport organizzato, quello professionale, professionistico, delle palestre professionali, delle piscine, hanno un'organizzazione quasi, come si può dire, sindacale, organizzazione professionale di professionisti. Le piccole società, di fronte ai problemi di sopravvivenza, il rischio che il presidente di turno, che di solito tira fuori i 10.000 euro o gli X euro all'anno per tenere in piedi la baracca, di fronte a queste situazioni di pandemia, di chiusura, di difficoltà, di norme da seguire, è facile che dica beh, ma chi me lo fa fare? Chiudo tutto, mollo. Ecco, noi siamo sul territorio per evitare che qualcuno degli decine di migliaia di volontari, persone di buona volontà che lavorano nello sport di base, non dicano mollo tutto. Siamo lì a presidiare tutto il territorio per aiutare questo sport diffuso in tutto il territorio. E per questo dico che metteremo in piedi degli uffici, sportelli, chiamiamoli come vogliamo, per aiutare queste società a districarsi nelle norme, a districarsi sulle domande da fare ai vari enti e realtà per ottenere finanziamenti e aiuti, per compilare domande, per dare informazioni, per essere praticamente dei CAF dello sport, dei centri in cui si va per chiedere aiuto e per averlo, per ottenere quello che, come diceva, ieri ho incontrato Gravina, presidente nazionale del calcio alla Federazione del Calcio regionale di Mestre. È stato un incontro bellissimo e ha detto in un passaggio, anche come membro di giunta nazionale del CONI, nuovo membro, che rappresenta il calcio, quindi non so se mi spiego, ha detto: noi non dobbiamo andare a pietire o a chiedere la carità, dobbiamo andare a pretendere quello che lo sport deve avere. E parlava dei massimi sistemi, parlava del governo. Dobbiamo andare non col cappello in mano, ma con la forza che rappresentiamo. E in questo senso, e chiudo perché altrimenti anche qui spesso io stesso, ma anche i colleghi di giunta che vorrei come minimo accomunare ai delegati, perché sono efficientissimi e bravissimi e hanno delle deleghe specifiche per seguire i vari aspetti organizzativi che abbiamo. Io stesso di solito dicevo: il Veneto, il fenomeno sport, guardate che ha quasi 8.000 società. Le società del Veneto, visto che sono l'unico che può accedere al registro nazionale delle società, le società del Veneto sono 13.900. Allora, quando diciamo che il fenomeno sport non è un fenomeno trascurabile e nessuno lo può tralasciare a nessun livello, vuol dire 13.000 società, 13.000 presidenti, vuol dire migliaia e migliaia di dirigenti volontari, vuol dire decine, centinaia di migliaia di praticanti. Allora, quando io dico il popolo dello sport in Veneto è attorno al 1 milione, è la realtà. Sembra una provocazione, sembra una sbruffonata, invece è così. E quindi chi può e deve tenerne conto e dare quello che Gravina ha detto dobbiamo pretendere. Io non dico che dobbiamo pretendere, ma dobbiamo presentare la realtà di quello che sta succedendo. Di queste 13.900 società, circa 130 sono quelle, l'1% è il professionismo in Italia, 13.900, 140 sono le società professionistiche in Veneto mediamente, le altre sono dilettanti ai vari livelli fino a quelli di base, e quelli di base rappresentano il 50-60%
corriamo il rischio di perderli? Io credo che sia un rischio che non si può e non si deve correre. Quindi l'aiuto che chiediamo, anche attraverso i media, che finalmente abbiamo visto dei riscontri positivi, come si può dire, di spazio anche agli sport. Prima diceva il nostro conduttore minori, no, io quando ero giovane, se sentivo dire sport minori mi incazzavo proprio. Adesso non mi arrabbio più, ma dico che non esistono sport minori, esistono degli sport meno ampi, meno grossi, meno voluminosi rispetto ad altri, ma tutti sono allo stesso livello. Si parla solamente di ampi e di minori come visibilità, perché poi certo. La dignità dello sport è unica e indivisibile, quindi non si possono fare distinzioni. Ruggero, le parole del presidente Ponchi mi hanno fatto un attimino arrivare a quella frase che ogni tanto si sente, no? 1 euro investito nello sport sono 3 euro risparmiati nella sanità. Quindi perché questa frase viene tirata in ballo solamente in occasioni, io dico, promozionali, e invece non si fa veramente qualcosa affinché questo euro investito nello sport venga veramente donato e messo a disposizione dello sport? Ma certo, questa è la constatazione, è stato fatto questa ricerca ed è risultato in questa maniera. Ciò nonostante qualcosa si fa, si migliora, ma la strada da fare è ancora davvero tanta. Abbiamo bisogno dell'aiuto, del sostegno delle istituzioni, perché la gente, i volontari ci sono, però devono essere supportati dalle istituzioni. È importante questo. E noi, più che insistere a predicarlo, a dirlo, eccetera, cosa possiamo fare? Ecco, come dicevi te, per promuovere lo sport per quanto riguarda soprattutto il paralimpico. Ecco, noi facciamo parecchi open day, campus, adesso lanciamo anche un progetto anche alle società di matrice CONI di dare un contributo se si accolgono nel loro interno anche il settore paralimpico, perché noi non siamo come il CONI ovviamente, anche per fortuna, ma nel Veneto abbiamo per esempio 250 società, sono davvero poche, e quindi vuol dire che i nostri atleti devono fare parecchia strada per arrivare agli impianti sportivi, per arrivare alla società. E allora, ecco, vogliamo dare un contributo nella formazione di nuove società, ma anche di dare un contributo alle società di matrice CONI, in tutte le discipline, che se si aprono anche al paralimpico possiamo dare un contributo, e quindi questa è una maniera per promuovere, per aiutare i nostri disabili, per essere più vicini agli impianti sportivi. Ecco qua, hai detto la parola magica, impianti sportivi. Questo potrebbe essere anche un motivo in più per certificare ulteriormente la qualità di un impianto sportivo che, dovendo accogliere delle persone con disabilità, deve essere perfettamente accessibile, quindi a norma al 100%. Qui non entriamo nel merito, perché si andrebbe veramente a parlare di un argomento molto molto articolato, quindi magari ne parleremo in un'altra sede, in un'altra occasione. Ultima cosa, Dino, dicevi queste società che sono sul territorio, le quasi 13.900 società, è vero che noi dobbiamo essere vicino a loro, ma dobbiamo anche andarle un po' a prenderle o toccarle sul vivo. Come possiamo farlo a livello anche comunicativo? È uno dei problemi, c'è poco da fare. Quello della comunicazione è uno dei problemi che stiamo cercando di risolvere, per esempio come CONI, riattivando, abbiamo rimesso in moto il sito. Il sito del CONI era, a parte l'evoluzione che non è di ultimissima generazione, ma grazie ai alcuni componenti della giunta del CONI regionale, abbiamo rimesso in marcia il sito, che diventa uno strumento di servizio
con informazioni continue su quello che succede e c'è da fare, e attraverso, come dicevo prima, l'utilizzo strategico del registro delle società, la mia idea è di inviare attraverso le federazioni, e quindi il Consiglio regionale, che è formato da tutte le federazioni, gli enti di promozione, tutta la sequenza, insomma, del Consiglio regionale, inviare informazioni ogni 15 giorni, massimo 20 giorni, chiamiamola newsletter, chiamiamola bollettino, chiamiamolo notiziario, chiamiamolo come vogliamo, ma a far arrivare a tutte le società informazioni utili alla loro sopravvivenza, perché succede che purtroppo dico milioni di euro, non i 100 euro, milioni di euro non vengono utilizzati a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale e soprattutto europeo, perché è difficile fare le domande, perché le scadenze sono strette, perché non ci si sta col tempo, perché non si sente pronti a istruire le pratiche. Ecco, noi vogliamo informare prima, formare poi i dirigenti e aiutarli nel percorso. Tanto è vero che come CONI Veneto e Scuola dello Sport abbiamo in corso un progetto di digitalizzazione, bruttissima parola, della formazione dal punto di vista informatico, dei computer, dei dirigenti, o meglio di chiunque voglia iscriversi nel mondo dello sport regionale, perché ormai bisogna fare questo salto di qualità. Se non sai usare bene il computer, se non hai dimestichezza con i nuovi social, si fa fatica a stare al passo anche con quello che chiedono le istituzioni pubbliche per dare contributi. Quindi noi abbiamo 20 corsi in questo momento in programmazione per aiutare, è un modo per aiutare il mondo dello sport anche questo, e lo facciamo anche grazie, i costi sono sostenuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che non è un dettaglio, ma insomma questo per spiegare, però è uno dei servizi che ci stiamo approntando a dare, come quello che sarà sull'educazione alimentare, la prevenzione dell'obesità e la dieta dello sportivo, quindi uno sportello per la parte alimentare, uno sportello fiscale, tributario e assicurativo, e uno sportello che ritengo in questo momento strategico e urgente, che è quello dell'appoggio psicologico, delle problematiche come si può dire, pedagogico-didattiche, quelle abbiamo sentito in tutte le salse, in tutte le trasmissioni, che i ragazzi si sono complicati la vita con la pandemia, hanno avuto dei problemi di regressione sulla socialità, di rifiuto anche di uscire. Ecco, noi con un team di esperti di psicologia in generale, ma di quella dello sport in particolare, vogliamo aiutare, se vogliamo, i ragazzi e le ragazze, ma attraverso i genitori e soprattutto passando per le società. Questo, quando si dice un CONI al servizio dello sport, per me e per la mia giunta e i delegati, è questo vogliamo fare. Al di là poi di queste dirette che stiamo facendo adesso e che comunque arrivano dove non si può essere in questo momento in presenza, io credo che anche eventi in presenza, sempre sul territorio, saranno una delle chiavi per riattivare questo motore che un po' stava andando a regimi bassi, giusto Dino? Assolutamente sì, io credo che ormai saremo pronti per fine giugno per fare anche le attività della Scuola dello Sport in presenza, le riunioni in presenza, ma soprattutto la presenza negli impianti sportivi, che è la vera essenza della pratica sportiva. Ho visto 2 o 3 messaggi che dicevano finalmente si torna a praticare lo sport. È chiaro che noi
noi predichiamo anche lo sport, ma lo predichiamo in funzione della pratica, che sia chiaro naturalmente. E il miglior modo per predicarlo è praticarlo. Penso sia esattamente. E quindi siamo sicuri che il nostro mondo, formato l'80%, 90% da volontari, avrà dentro di sé la forza per rimettere in moto la macchina, ma il poco che potrà fare il CONI e sicuramente anche il CIP, il poco che potremmo fare noi lo facciamo di tutto cuore, lo facciamo con grande impegno, lo facciamo per il bene dello sport e quindi della società tutta. Fare squadra è fondamentale, fare squadra mai come in questo momento essere uniti per un unico obiettivo. Allora, abbiamo superato l'ora, siamo all'ora 10. Io ringrazio ovviamente tutte le persone che sono collegate, che sono veramente tante questa sera. Ringrazio ovviamente anche per i messaggi. Adesso io direi mando l'ultimo blocco di saluti, che è quello finale, un po' conclusivo, quello un po' che forse rappresenta un po' più di tutti gli sportivi del Veneto. Abbiamo i due fratelli Viviani, due ciclisti che uno è anche portabandiera, l'altro sta seguendo le orme del fratello. Mando questo saluto voi e poi chiudiamo con un video realizzato dal CONI dove si parla appunto dei centri CONI e quindi si capisce un po' quella che è la filosofia del CONI. Allora, intanto andiamo per ordine, il saluto dei fratelli Viviani. Ciao a tutti, sono Viviani Attilio, volevo festeggiare con voi la giornata nazionale dello sport, fare un augurio a tutte le società dilettantistiche per una buona ripresa e soprattutto un in bocca al lupo a tutti gli atleti veneti che parteciperanno a Tokyo 2020. Ciao a tutti, sono Elia Viviani, volevo festeggiare con voi la giornata internazionale dello sport, augurare una buona ripresa a tutte le società dilettantistiche, finalmente si riparte con tutto lo sport, non solo con quello agonistico, e un in bocca al lupo sicuramente a tutti gli atleti veneti che parteciperanno a Tokyo, e orgoglioso di essere parte della spedizione azzurra da portabandiera, quindi ci vediamo a Tokyo e un saluto a tutti. Ciao ciao! Beh, anche questa è un'iniezione di adrenalina, un'iniezione di fiducia. Avere il portabandiera del Veneto, insomma, è un orgoglio per tutto il movimento, anche per i più piccoli. Dino. Bellissimo, bellissimo. Abbiamo avuto anche la Pellegrini precedentemente. Il ruolo del Veneto nello sport, adesso lasciatemelo fare perché se no non lo diciamo mai, sembra presuntuoso, ma insomma siamo là, come diceva bene il mio predecessore Gianfranco Bardelle, non siamo la seconda regione d'Italia, siamo la prima regione d'Italia, perché se facciamo il rapporto siamo dietro la Lombardia, ma la Lombardia è il doppio dei nostri abitanti, quindi non ci raddoppia come risultati, ci fa un po' più di noi e quindi noi siamo i veri primi della classe. È bene che cominciamo a dirlo, a fare un po' meno i veneti che lavorano e basta. È bene che i veneti continuino a lavorare come fanno, ma siano in grado di capitalizzare il lavoro che fanno, cioè venderlo bene, farlo produrre, perché il lavoro che facciamo è tanto, è buono e va riconosciuto. E dobbiamo dirlo più spesso, perché a volte, come dicevi tu, pensiamo a lavorare, magari il dire che siamo i migliori magari ci intimorisce un po' e non dobbiamo più essere così timorosi, soprattutto in questo momento. Ruggero, per quanto riguarda lo sport paralimpico, che tu l'hai detto, le Olimpiadi potranno essere un momento di riconferma, chi potrebbe essere papabile medagliato? Ci sono dei favoriti? Ma ne abbiamo tanti. Esempio, proprio ieri sera abbiamo avuto anche la Chiara Nardo, canottaggio, che ha preso anche lei la carta per Tokyo. Ma abbiamo Bettella, la Porcellato, ma ne abbiamo davvero tanti, insomma. Ecco, io credo che se 4 anni fa a Rio ne avevamo 11 atleti, credo che questo numero riusciremo a superarlo. Insomma, questi sono buoni auspici anche questi. Allora, io direi, abbiamo esaurito i saluti, abbiamo fatto una bella chiacchierata, io insomma non mi resta che salutarvi e ringraziarvi, grazie
a Dino Ponchio, diciamo il capo, il presidente del CONI Veneto, e Ruggero Vinnai, presidente del CIP Veneto. Vi ringrazio veramente per questa bella chiacchierata, spero ci rivedremo presto, ma non più online, ma in presenza, perché questo è molto molto più importante di tutte queste chiacchierate che abbiamo fatto online. Grazie mille. Dobbiamo comunque continuare a comunicare per vincere questa battaglia, dobbiamo riprendere. Voi lo sapete che io ci sono, potete usarmi quando volete. Grazie mille, grazie e buona serata. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Un saluto a tutti. Ciao. Ciao.